Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Oggi inizieremo una bellissima gara all'interno del circuito di Albert Park a Melbourne, ragazzi. Ho deciso di fare qualche gameplay su Formula 1 2011 perché l'altro giorno, mentre osservavo i Gran Premi, mi è venuta l'ispirazione di correre al di sopra di questi circuiti e quindi vorrei effettuare alcuni gameplay. Oggi ci ritroveremo all'interno del circuito di Albert Park in Australia, come ho appena detto. È la prima gara che ritroviamo all'interno del campionato di Formula 1. Ovviamente sono un tifoso accanito della Ferrari, però quest'oggi non correremo con la cara Ferrari, bensì sceglieremo una macchina completamente diversa, ovvero la Williams, ragazzi. Adesso ecco la descrizione del nostro circuito, guardate un po' che forza. Questo è il nostro circuito dove andremo a macinare chilometri ed eccoci qua il nostro Edward Van Helgen con il suo casco grigiastro che si siede nella sua monoposto e ovviamente troveremo una bella occhiatina all'interno dei box della nostra autovettura. Allora, cosa posso dire? Troviamo la nostra Williams, ragazzi, non si ritrova, troviamo un meteo abbastanza sereno, come potete ben vedere, e partiamo terzi. Ho effettuato le qualifiche, sono andate abbastanza bene e ritroviamo un assetto molto vario. Intanto io posso farvi vedere nella sezione pneumatici, partiamo con dei pneumatici morbidi, ragazzi, con una condizione dell'86%, quindi la nostra macchina è già stata usata per le qualifiche, siamo costretti tramite il nuovo regolamento a utilizzare i pneumatici anche per la gara. La strategia, ragazzi, praticamente si basa su una sosta al quinto giro per sostituire i pneumatici duri. Bene, possiamo anche iniziare la nostra fantastica gara. Ragazzi, vi ricordo, obiettivo numero 1, fare a pezzi il nostro compagno di squadra, perché ovviamente andando avanti nella nostra carriera, nel momento in cui ci ritroveremo davanti al nostro avversario, al nostro compagno di squadra, e che ovviamente è anche il nostro avversario in questo caso, riusciremo a ottenere dei Tutto fatto, vantaggi. siamo pronti? Sì, grazie amico mio, ecco gli ingegneri, ragazzi, che ci fanno partire. Come vi dicevo, troviamo la nostra cara Williams, una macchina davvero molto ma molto prestazionale. Sono molto seguo molto la Ferrari, però quest'oggi ci ritroviamo con la Williams, ragazzi. Per adesso montiamo un motore Cosworth perché ci ritroviamo nel 2011, mentre vi ricordo che nel 2012, ovvero quest'anno, la nostra macchina Completo monterà a un gara, non motore Renault. preoccuparsi per la Intanto, classifica, ragazzi, vi l'obiettivo faccio i miei migliori auguri per questa giornata fantastica, ovvero oggi è Pasqua e quindi per tutti coloro che stanno guardando questo mio video un augurio a tutti voi, ragazzi, che possiate passare questo fantastico giorno in piena felicità. Ovviamente vi ringrazio, ragazzi, per tutto quello, per tutte ovviamente per tutta l'attenzione che avete posto al mio canale. Infatti sono riuscito qua ad arrivare ai 900 iscritti e vi ringrazio di cuore. Intanto siamo partiti con la nostra cara Williams, guardate il nostro motore Cosworth come si diverte a spruzzare olio sull'asfalto e ovviamente siamo arrivati primi. Guardate un po' la nostra ops, attenzione, la nostra accelerazione fenomenale è riuscita a fare il suo dovere. Ecco il primo settore, ragazzi, abbiamo appena attraversato le chicane e abbiamo attraversato i primi cordoli, le nostre gomme stanno iniziando a scaldare, dalla nostra mappatura laterale possiamo notare che le gomme sono abbastanza fredde, non hanno una temperatura ambiente, non si stanno adattando pian piano ai circuiti e i freni stanno assumendo la loro temperatura regolare. Come potete vedere disponiamo anche del nostro settore controllo vettura per vedere i danni che sono stati causati, scusate, da eventuali incidenti. Per adesso la nostra macchina è in perfetta forma e anche le gomme potete vedere l'usura dei pneumatici. Speriamo di non forare alcuna gomma, che qualche stronzo ci abbia buttato i chiodi nella pista, speriamo di no. Questo è il settore delle informazioni, ragazzi, abbiamo carburante abbastanza per concludere la nostra gara. Ah, dimenticavo, la nostra gara ovviamente non dispone dei nostri 56 giri, ma bensì potete notare i 12 giri perché abbiamo solo il 20%. Ragazzi, ci stanno superando e come potete vedere ho utilizzato una nuova modalità che è disponibile all'interno di Formula 1 2011 che all'interno del capitolo precedente non avevamo, ovvero il nostro Kinetic Energy Recovery System, il nostro recupero dell'energia cinetica, ragazzi. Il recupero dell'energia cinetica che cos'è? È una sorta di turbo, chiamiamolo così, per tutti coloro che seguono il mondo delle corse capiranno perfettamente che cos'è. Praticamente possiamo recuperare ben 400 kW all'interno della nostra autovettura per aumentare Compito l'accelerazione finalissimo, della nostra macchina. temperatura
Ovviamente potete notare che questa barra verrà esaurita lentamente e noi, grazie al nostro caro videogame, abbiamo un limite che nel momento in cui la batteria verrà esaurita la nostra macchina non spingerà più. Nella realtà ovviamente i piloti verranno penalizzati se utilizzeranno questo turbo, chiamiamolo così, al massimo. Ovviamente noterete anche una bella barretta grigia, guardate che ho preso male questa curva, una barretta grigia, il DRS ragazzi, il DRS, chi è dietro nel button? Brutto stronzo, resta dietro, dobbiamo rimanere noi avanti, lasciaci in pace, fammi parlare. Allora ragazzi, vi dicevo, il DRS, il Drag Reduction System, è una aletta posteriore che si ritrova all'interno del nostro alettone, che viene utilizzata per ridurre l'impatto con l'aria nel momento in cui troviamo un rettilineo abbastanza lungo. Questo sistema può essere utilizzato nei rettilini molto lunghi a partire dal secondo giro. Ora il DRS è abilitato. Avete sentito, il DRS è abilitato e praticamente aumenterà la nostra velocità massima rendendo il nostro lettone posteriore una foglia trasparente che farà attraversare l'aria. Guardate, siamo circondati dai nostri cari amiconi dietro. Allora vi dico un'altra cosa ragazzi, disponiamo anche di una modalità carburante, possiamo impostare il nostro carburante direttamente dal nostro abitacolo. Allora, che cosa significa impostare il carburante dall'interno del nostro abitacolo? Vuol dire, adesso appena attraversiamo queste curve che sono davvero molto dure, entriamo all'interno della nostra modalità abitacolo ragazzi, eccoci qua all'interno, potete notare anche le nostre marce come cambiano sequenzialmente e ovviamente non ho impostato il cambio manuale poiché mi viene molto dura giocare con la tastiera e quindi cambiare le marce manualmente, ho imposto il cambio automatico. E per quanto vi dicevo, la nostra benzina possiamo modificarla, possiamo impostare l'assetto di benzina che può entrare nel motore tramite il nostro tasto carburante miscela elevata. Mettendo la nostra miscela elevata bruceremo benzina a tutta forza, i nostri scarichi si divertiranno a buttare fuori fumo ragazzi. Guardate un po', impostiamo la modalità carburante 1, vediamo un po'. Ecco qua il nostro caro Mino, il nostro caro Edward ragazzi, ha spostato la sua aletta verso l'alto e quindi adesso la nostra autovettura risponderà meglio consumando sia il motore che più carburante. Vedete un po' elevata la quantità di carburante, più veloce. Come potete vedere ci consigliano anche di fermare la nostra autovettura al quinto giro, come potete vedere. Intanto continuiamo ragazzi a far fuori questi metri d'asfalto. Il nostro button ragazzi si ritrova a 115 secondi dietro di noi, centesimi di secondo, scusate ragazzi, a 115 centesimi, e come potete vedere il nostro segnalibro 12 è in verde perché stiamo completando il nostro obiettivo. Bene, ci ritroviamo maledizione a causa di quell'erroraccio a 965 centesimi di secondo in su. Primo posto ragazzi, il nostro barrichello ovviamente si ritrova molto indietro e questo è un fattore positivo. Quarto giro, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare nei giri successivi. Eccoci ai box ragazzi, abbiamo completato il nostro giro, il nostro caro Weber è passato in prima posizione, il nostro Button è riuscito a scalare di una posizione, speriamo che i nostri meccanici si diano da fare, forza amici miei che ce la fate, la nostra gara è tutta nelle vostre mani, avanti che ce la facciamo. Pit stop. Vediamo un po', settimo posto ragazzi, vediamo un po' come ce la possiamo cavare. Ecco, rientrati in voga. Reserviamo i pneumatici ovviamente ragazzi, ottavo posto, vediamo un po' se possiamo recuperare queste nostre posizioni. Ovviamente vi ricordo che anche i nostri cari avversari dovranno fermarsi, ma ovviamente anche il nostro barrichello dovrà fermarsi per fare il cambio gomme e riempire il suo serbatoio di carburante. Intanto continuiamo con queste gomme dure ragazzi, è molto più difficile guidare con le gomme dure, non hanno lo stesso potenziale delle gomme morbide, si attaccano in modo diverso al terreno. Infatti guardate un po' la nostra schermata della nostra autovettura in azzurro, ovvero le gomme sono freddissime, le hanno tirate fuori adesso dal congelatore, guardate un po'. Bene, vediamo un po'. Ragazzi, è stato migliorato tantissimo questo Formula 1 2011, ovviamente rispetto al 2010 ci sono notevoli cambiamenti per quanto riguarda il rapporto tra la vettura e il terreno in cui si giace. Come infatti nel momento in cui tocchiamo, non so, un po' di erbetta qui sul lato, la nostra
ruota anteriore destra per esempio assumerà il colore dell'erbetta. Ci sono davvero tantissimi dettagli che fanno la differenza con il Formula 1 precedente. Bene, vediamo se riusciamo a prendere il nostro caro Alonso. Carichiamo al massimo la nostra energia cinetica e spendiamo tutto all'interno. Barrichello è davanti a noi, ragazzi, dannazione. Eccolo qua, ragazzi, è uscito appena adesso, vediamo un po'. Eccolo qui, Barrichello, ragazzi. Eccolo davanti a noi, dobbiamo superarlo. Dannazione, dai, prendiamo la scia, attiviamo anche la nostra energia cinetica. Forza, forza che abbiamo un bel motore Cosworth, facciamo una vera e propria coppia d'attacco. Dai, superato all'interno di questa curva, ragazzi. Albert Park è un circuito misto, ragazzi. Infatti la nostra vettura dispone di un alettone abbastanza elevato, sia anteriore che posteriore, delle marce né lunghe né corte, ma medie, perché dobbiamo affrontare sia piccoli rettilini ma anche piccole curve molto lente. E ovviamente la nostra autovettura risponderà molto bene, ovviamente perché, come vi ricordo, nel 2011 la macchina montava un motore Cosworth e quindi anche con la carrozzeria Williams, carrozzeria casa britannica, formiamo una vera e propria coppia d'attacco. Riusciamo a far fuori i nostri avversari, guardate un po', in una maniera proprio spaventosa. Eravamo al primo posto, adesso a causa dei nostri meccanici dannazione hanno aspettato troppo tempo, si sono un po' bloccati con le loro manine. Andiamo avanti. Il nostro Barrichello l'abbiamo appena superato, mancano un paio di giri alla fine, ragazzi, ma ancora il divertimento è tutto negli ultimi giri. Metteremo. Dobbiamo effettuare il sorpasso, sei molto più veloce nel settore 1. Ecco, il nostro ingegnere, ragazzi, ci consiglia, ovviamente siamo molto più veloci. Adesso metteremo carburante 1, il NOS, ragazzi, la nostra potenza interiore. Adesso i pistoni dentro il nostro motore cominceranno a divertirsi, perché questa nuova benzina li farà muovere molto più velocemente. Ok, allora diamo un'occhiata ai nostri pneumatici, va tutto bene per il meglio. Sì, sì. Albert Park, ragazzi, è un circuito che a mio parere è molto ma molto bello. Ovviamente è sempre il più seguito, perché quando inizia la Formula 1 nei primi mesi, ovviamente nel primo mese quando comincia la Formula 1 viene sempre seguito il primo circuito, quindi anche il più famoso perché è il primo. Ovviamente un altro circuito molto bello è Monte Carlo, vorrei fare anche qualche gameplay all'interno di Monte Carlo. Quello, ragazzi, Monte Carlo non è una pista di Formula 1, è uno scontro tra le auto. Perché il circuito si ritrova nella città e quindi è molto stretto ed è anche molto dura a fare sorpassi, e quindi gli incidenti sono molto ma molto frequenti. Comunque Albert Park è un circuito che è uno dei circuiti che preferisco. La temperatura ideale. La temperatura ideale è stata raggiunta dalle nostre gomme, l'abbiamo scongelata dal nostro frigorifero. Non capisco perché questi uomini degli ingegneri li tengono nel freezer, va. Vediamo. Comunque Albert Park è un circuito che preferisco, raga, è il circuito che preferisco, uno dei tanti, perché è vario, misto, non dispone di molti rettilinei, ma dispone anche di diverse curve, ed è un circuito dove può accadere di tutto, sia sorpassi che incidenti, può accadere davvero di tutto. Uno dei circuiti più belli. Bene, come potete vedere raccogliamo all'interno della nostra pista sempre un secondino e 500 centesimi, e ci diamo da fare per recuperare il nostro Petrov. Ovviamente Webber è passato al primo posto, ma chissà se ha fatto la sua sosta. Speriamo di no, ragazzi, perché altrimenti non so come riusciremo a prenderlo. Comunque l'obiettivo principale era 12° posto. Dannazione, mi è scappato un attimo il tasto. Siamo usciti un po' fuori, abbiamo perso qualche centesimo, perché ogni curva si deve prendere con personalità, ragazzi. Se si sbaglia anche un piccolo dettaglio ci ritroviamo indietro e non riusciamo più a raggiungere i nostri avversari. Eccoci, ragazzi, ci ritroviamo all'ultimo giro, 12° giro, viviamolo insieme all'ultimo giro, l'ultima emozione di questo circuito. Ci ritroviamo ancora al 6° posto, abbiamo assunto un atteggiamento difensivo, mettiamo la nostra miscela 1 elevata, attenzione a Barrichello, attenzione, 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 ragazzi, mamma mia, attenzione, ci ha superato, maledetto, ragazzi, dobbiamo superarlo, ci stanno superando in tanti. No, ci ha superato alla fine, dannazione, abbiamo preso una botta. No, dobbiamo farcela, ragazzi, forse ce la facciamo, forza, forza che Van Helgen c'è, ragazzi, ci ritroviamo anche a secco con il carburante. Guardate un po' sulla destra come ritroviamo il nostro carburante, la nostra spia lampeggia. Ma no, dai, ritroviamo il nostro Barrichello sotto controllo. No, forse ce la facciamo, vabbè, ragazzi, anche un 7° posto è buono, ci ritroviamo ormai sulla difensiva.
Dobbiamo mantenere la nostra posizione e comunque ci ritroviamo primi, dannazione. Va bene, andiamo avanti. Mamma mia, ho sentito un rombo del motore che no, qualcosa che non mi piaceva, si stava distruggendo qualcosa. Comunque andiamo. Mark Webber vincitore ragazzi, ma mi sa che non riusciamo più a superare il nostro barrichello a causa di questo erroraccio, maledizione e gli errori frequenti anche in Formula 1. Vabbè, settimo posto ragazzi, molto buono, ecco possiamo attivare il nostro DRS, eccolo qui, vediamo un po', settimo posto ragazzi. Ecco qua il nostro Van Helgen che è riuscito vittorioso, settimo posto, benissimo. Abbiamo concluso questa gara, giro più veloce 1,28 e 477, 4 posizioni perse, dannazione. Questo podio è un risultato davvero convincente. Bene, abbiamo guadagnato ben 6 punti all'interno della nostra classifica, utile per far andare avanti la nostra scuderia. Non ce l'abbiamo fatta a superare Barrichello perché all'ultimo giro ragazzi, a causa di una piccola derapata, abbiamo lasciato anche i segni sull'asfalto, siamo usciti fuori pista, dannazione, l'abbiamo perso. Comunque, quarto posto per la nostra casa costruttrice William, ce l'abbiamo fatta, abbiamo completato questo circuito fenomenale. Cosa posso dirvi? Ecco il nostro pilota che è vittorioso davanti ai nostri ingegneri. Comunque ragazzi, ancora tantissimi auguri per questo giorno fantastico, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti ragazzi e ancora auguri.